È una vergogna, il governo prenda in mano questa situazione, faccia un piano straordinario per la montagna. La montagna veneta lancia il suo SOS e il presidente della regione invoca l'immediato intervento del governo. 21 miliardi di tasse all'anno devono significare sul territorio infrastrutture moderne e adeguate. In alta quota la neve è moneta sonante e invece paradossalmente diventa quel che mette in croce una stagione turistica. Pensare che 2,5 metri di neve, che dovrebbero essere oro, manna che scende dal cielo per la nostra industria turistica, diventano un problema per la corrente elettrica, questo ci fa veramente mandare in ansia. Anche il responsabile della Protezione Civile Nazionale, oggi in visita a Padova, punta il dito contro la mancanza di infrastrutture. La messa in sicurezza del territorio è una priorità non più rimandabile, esiste un problema infrastrutturale. Manca sensibilità sul tema da parte della politica, ma in primis, secondo Gabrielli, da parte dei cittadini. Se la politica troppo spesso non si interessa dei temi di protezione civile è perché in gran parte le collettività poco si interessano a questi temi, vivono questi temi soltanto con l'urgenza dell'evento negativo che si è realizzato. Neve sulle montagne venete significa turismo, significa economia, significa vita. Il blackout su Cortina del giorno di Santo Stefano aveva segnato un primo grande arresto a tutto questo e la Regione, oggi più che mai, vuole i responsabili e chiede i danni. Io continuo con l'avvocatura regionale per preparare la causa contro gli eventuali responsabili di tutti questi guai.